Buona domenica, carissime e carissimi. Buona quarta domenica del tempo ordinario e ci auguriamo anche buon ascolto di questa pagina del Vangelo di Matteo così importante, così preziosa. È il testo delle Beatitudini che conosciamo bene, forse diamo per scontato di conoscerlo fin troppo bene e questo è un problema. Sappiamo che è l'inizio di un discorso molto ampio chiamato il discorso della montagna, e questo discorso della montagna che inizia il capitolo 5 di Matteo è il primo di 5 grandi discorsi. Il Vangelo di Matteo è costruito strutturalmente a partire da questi 5 grandi discorsi che Gesù fa. Il discorso della montagna, forse più di qualsiasi altro, ecco, è anche un riassunto di quello che è il pensiero e l'agire di Gesù, e specialmente le Beatitudini, un testo relativamente anche molto breve, che condensa in poche battute, in poche frasi, il Vangelo, tutta la vicenda di Gesù, tutta la predicazione di Gesù, tutti i gesti di Gesù. Perché chi è mite, chi è affamato di giustizia, chi è misericordioso, chi è puro di cuore, chi è operatore di pace, chi è povero in spirito, chi è nel pianto, se non lui, Gesù, l'uomo della compassione, l'uomo anche della passione, no? Che soffre sulla croce. Diventando discepoli del regno, discepoli di Cristo, coloro che accolgono l'annuncio e la presenza del regno, possiamo entrare anche noi in queste beatitudini e ci chiediamo, se la parola beatitudine significa banalmente felicità, come si fa a dire che queste categorie di persone sono felici? Come possiamo dire che sono felici coloro che sono nel pianto? Perché sono felici i miti, gli affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i poveri in spirito, in un mondo così aggressivo, in un mondo così competitivo, in un mondo così anche che diventa a livello planetario sempre più strutturato sul riarmo e su atteggiamenti geopolitici di prepotenza, appunto di aggressività, anche a volte di arroganza, ecco, arroganza. Ne stiamo vedendo parecchie di arroganza anche da chi esercita un maggior grado di potere a livello planetario. Come possiamo dire allora che queste categorie di persone siano beati, cioè felici? Io vorrei dare un'interpretazione forse un po' banale, un po' scontata, un po' ovvia, però è l'unica che mi convince. Perché sono beati i miti, gli affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, i poveri in spirito, i piangenti, i perseguitati addirittura per causa della giustizia? Perché è beato Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Don Pino Puglisi, Annalena Tonelli e tanti altri e tante altre? Sono beati perché sono uomini e donne che stanno in relazione, che sono in relazione. La beatitudine è collegata con le relazioni. Noi non siamo felici quando siamo semplicemente degli individui chiusi in se stessi, anche quando magari ottieni un grande risultato, un grande successo, no? Ma se al di là dei tuoi successi personali, al di là del conto in banca che hai, ti senti interiormente profondamente solo e percepisci che i legami nella tua vita non hanno qualità, la tua vita è povera di legami di qualità, ha senso? Ha senso tutto quanto? Tutto questo, tutto ciò che siamo, tutto ciò che facciamo?
E, coloro che sono nel pianto sono beati perché vengono consolati. Coloro che hanno fame e sete della giustizia, coloro che sono miti, coloro che sono misericordiosi, sono beati perché sono persone in relazione con qualcuno, che vivono dinamiche di rispetto, ma anche di tenerezza e di cura, che poi diventerà inevitabilmente una cura vicendevole, contagiosa, no? Reciproca. Tutte queste categorie di persone sono beati perché probabilmente stanno dentro a un contesto comunitario, a un contesto di legami, di relazioni, di affetti anche. È la bellezza e la gioia degli affetti. Riuscire a combattere la violenza, l'aggressività, la prepotenza, l'arroganza ci permette di vivere la gioia delle relazioni, perché altrimenti le relazioni muoiono. Si rovinano, si deteriorano, si intossicano. Ecco, una vita intossicata non è una vita felice. Mi piace ricordare la beatitudine detta da Elisabetta a Maria, no? Beata te che hai creduto, è la prima beatitudine nel Vangelo di Luca. Maria è beata perché ha potuto credere, perché ha potuto crederci. C'è qualcuno di affidabile nella sua vita, c'è qualcuno. Può essere Dio, può essere il fratello, può essere anche un animale, no? O tutti quanti insieme, tutte queste persone. Possiamo crederci gli uni agli altri, possiamo aprirci, ecco. Auguriamoci questo e impegniamoci in questo. Buona domenica.